Pirlo di tacco, tiro, gol! Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica in diretta su Sesta Rete a partire dalle ore 19.30, siamo in replica alle 23, siamo in replica anche lunedì mattina a partire dalle ore 8.30. Abbiamo salutato il presidente della città di Catania Paolo Pinazzo e adesso al suo posto è subentrato il mister della Juniores della città di Mascalucia, parliamo di Beppe Tricomi. Ciao Beppe. Buonasera. Tutto a posto? Tutto bene. Contentissimo insomma di questa prima parte del campionato, perché adesso insomma il bello viene adesso, il difficile viene adesso. Sì, adesso i playoff si devono preparare per questo forse triangolare, sì, insieme a Giarre e forse l'USA Aquila Caltagirone. Sì. Sperando di far bene, fino adesso abbiamo fatto un buon cammino. Un buon cammino. Speriamo. Ma siete soltanto all'inizio Certo. ancora del percorso. Ora tra poco andremo anche a conoscere i tuoi ragazzi, ci parlerai di questo campionato che è stato anche molto importante perché lo avete, non dico stravinto, però insomma tanti punti avanti rispetto alla seconda classifica vi hanno permesso in anticipo di festeggiare la vittoria del girone, no? Sì. Perfetto, che tra poco andremo a vedere anche con una bella schermata per avere un quadro completo di questa cavalcata vincente della città di Mascalucia. Allora adesso parliamo sempre del campionato di promozione, è arrivato il momento di presentare il girone C, anche in questa occasione 11ª giornata di ritorno, oggi domenica 9 marzo 2014. A te la parola Federica. Aci San Filippo, Atletico Pedara 3-5. Real Aci, Comprensorio Normanno 0-5. Atletico Catania, Giarre 1-1. Agira Nissoria, Pachino 2-0. Sporting Priolo, Sport Club Palazzolo 1-2. Rarinantes, Sporting Battiati 1-0. Real Avola, Troina 4-0. In classifica con questa sonante vittoria ad Acireale il comprensorio normanno vola al primo posto, tra poco vedremo anche gli highlights di questa partita, ma diamo prima lettura della classifica di questo girone, 11ª giornata. Federica. Comprensorio Normanno 54 punti. Giarre Calcio 53. Sicula Leonzio 50. Sport Club Palazzolo 43. Sporting Battiati 39 punti. Sporting Priolo 34. Real Aci e Pachino 33 punti. Aci San Filippo 31. Atletico Catania e Atletico Pedara 30 punti. Rarinantes 23. Troina 18, Avola 15 punti e Agira Nissoria chiude la classifica a 14 punti. Ecco, sottolineiamo che la squadra paternese del comprensorio normanno è in testa addirittura con una partita in più. Prima di dare modo a Francesco Rametta di darci il suo commento tecnico su questo girone C del campionato di promozione, vediamo insieme gli highlight di questa bellissima vittoria comunque della squadra guidata da Pannitteri nei confronti di un Real Aci che in casa insomma non è andato molto bene perché ha subito ben 5 reti da parte della squadra del Normanno, del comprensorio normanno. Guardiamo insieme gli highlights. Non fatevi ingannare dai nomi, si chiamano Real Aci e Comprensorio Normanno, ma rappresentano Acireale e Paternò, due città divise da una storica rivalità e quindi ci si aspetta scintille, divise in classifica da ben 6 posizioni, secondo il Comprensorio Normanno all'inseguimento del Giarre capolista di questo girone C di promozione in siciliano, mentre il Real Aci è scivolato all'8° posto dopo gli ultimi non del tutto soddisfacenti risultati, ma ancora matematicamente in corsa per un posto nei playoff. È intenzionatissimo oggi a conquistare i punti che le consentirebbero di fare uno scatto importante in avanti dopo il buon pareggio conquistato la scorsa settimana in casa del Palazzolo sul difficile terreno di gioco dei giallo-verdi. Il fallo laterale lo batte Calamato, riceve palla Carbonaro, il cross di mezzo, il colpo di testa, il gol subito in vantaggio con braccio alano il comprensorio normanno da un fallo laterale, la palla servita a Carbonaro che è andato sul fondo, ha crossato in mezzo per il colpo di testa implacabile di Bracciolano, quindi comprensorio normanno subito in vantaggio dopo 3 minuti di gioco. Calamato che la recupera
serve sulla fascia Sinatra che ha spazio, può avanzare Sinatra, attenzione perché Sinatra sta quasi per entrare in area di rigore, cerca di saltare un uomo, ci riesce Sinatra in area di rigore, al limite, poi tenta ancora il pallone dietro per Di Giacomo, il tiro, gol! Che gol di Di Giacomo! Una grande azione di Sinatra che è arrivato al limite dell'area di rigore, l'ha appoggiata dietro, è arrivato in corsa Di Giacomo che è andato a scodellare un gran pallone nel 7 là dove Scuderi non ci poteva proprio neanche arrivare. E la partita che si mette decisamente in discesa per il comprensorio normanno al 21esimo minuto. Regala al comprensorio normanno il primo corner della partita, già battuto. Attenzione a questo cross in mezzo, a cercare il tiro e il gran gol di Marziano. Una palla sbucciata dalla difesa realina è diventata ottima per Marziano che al volo ha trafitto per la terza volta Scuderi. Fichera anticipato, allora attenzione a Sinatra, Sinatra avanza verso il limite della regola finale, del tiro di Sinatra, 0-4, è una grandinata di gol al 44esimo minuto. Attenzione perché può ripartire il contropiede del comprensorio normanno con Cunzolo vicinissimo al gol qualche minuto fa, pallone dentro per Calamato, Calamato solo davanti a Scuderi e c'è la quinta rete. C'è la quinta rete del comprensorio normanno, la segna Calamato al 36esimo minuto. Vittoria sonante del comprensorio normanno, Ciccio, un 5-0 che dà sicuramente forza alla squadra di Paternò e fa scivolare addirittura il Giarre adesso al secondo posto. Sì, venne il giorno del sorpasso, come diciamo da un paio di settimane si respirava nell'aria, a dire il vero. È chiaro che vedendo le immagini il comprensorio dà la sensazione di essere una squadra al top della forma in questo periodo, quindi proprio nel momento decisivo. È anche vero che, come dicevi prima tu, deve ancora riposare, quindi questo sorpasso di oggi potrebbe essere subito smentito dal Giarre qualora riuscisse a vincere. Riposava invece la Sicula Leonzio, che è l'altra squadra coinvolta in questa lotta a 3 fino alla fine per il primato. Il Giarre fino ai minuti di recupero era riuscito a far sua la partita con l'Atletico Catania, poi è stato beffato proprio nel finale e questo è un altro segnale secondo me di scarsa tranquillità, perché possono esserci tanti episodi nel calcio, ma una grande squadra quando deve vincere la palla va fuori dal campo nei minuti di recupero e non si gioca più, secondo me. Detto questo, un'altra importante vittoria giornaliera l'ha conseguita il Palazzolo, che è andato a vincere a Priolo 2-1 e quindi al momento, essendo a -7, disputerebbe il playoff con la Sicula, mentre il Giarre ha un distacco abissale dallo Sporting Battiati, che a quanto leggo dagli ultimi risultati ha un po' mollato la presa, anche oggi ha perso, e quindi andrebbe direttamente alla finalissima. Benissimo, benissimo. Per chiudere, Ettore, scusami, ti segnalo le vittorie delle due squadre di coda invece, sia il Real Avola che la Gironissoria hanno fatto due belle vittorie casaline. Benissimo, subito un commento con Cosimo, sarà una battaglia sino all'ultimo minuto, penso, tra Giarre, Sicula, Leonzio e il comprensorio normanno. Guarda Ettore, io un paio di ore fa ho saputo che forse c'è ancora la possibilità che gli ritornino i 3 punti alla Leonzio, quindi ancora il campionato non è finito né per la Leonzio, che ha 4 punti di distacco, né per il comprensorio normanno che ha una partita in più, quindi secondo me fino all'ultima giornata se la giocheranno tutte e 3. Però ci piace anche questa se secondo me, ci piace. Anche se secondo me la squadra più organizzata come struttura, come organico, secondo me la Leonzio è la più forte. È la Leonzio, è vero, e questo ne sono pienamente convinti tutti. Tu segui questo campionato? Sì, abbastanza. Anche perché insomma bisogna sempre aggiornarsi, no? Voglio dire, tu fai il settore giovanile nella città di Mascalucia, però bisogna sempre dare un'occhiata anche ad altri campionati. Chi vedi vincente in questo girone? Come diceva Cosimo, la Leonzio per organico e per le spese che hanno fatto inizio stagione è ben messa, penso, per il rush finale. Insomma, la Leonzio però io punto sempre qualcosa sul Giarre. Ah, bene. Hanno bisogno di riscattare la scorsa stagione. Beh, hanno dilapidato anche molti punti. Sì, però hanno un gran tecnico, un buon gruppo e una società
abbastanza ferma su questo e secondo me potranno dire la loro fino alla fine. Benissimo, vedremo come andrà a finire. E chiudiamo il campionato di promozione subito con i risultati del girone D, appunto, del campionato di promozione, oggi 11ª giornata di ritorno. Federica. Sciacca, Aquila San Michelese 6-1. Real Biscari, Atletico Gela, partita rinviata. Libertas 2010, Canicattì 2-2. Aragona Comiso 5-2. USA Sport Ribera 1954 0-1. Accademia Empedoclina Mussomeli 1-1. Jobbing Santa Croce Sport Club Racalmuto 2-1. In classifica 7 punti di vantaggio per il Ribera 1954, si avvicina sempre di più il momento fatidico di questa promozione in eccellenza per una società blasonata così come è effettivamente il Ribera 1954. Guardiamo la classifica. Ribera 1954, 54 punti. Mussomeli 47. Libertas 2010, 39. Sciacca 38, Sporting Club Racalmuto e Canicattì 34 punti, Aragona 32, USA Sport 28, Comiso e Jobbing Santa Croce 25 punti, Atletico Gela 22, Accademia Empedoclina 22, Real Biscari 10 punti, Aquila San Michelese chiude la classifica a 7 punti. Beh, diciamo che è stata importante la vittoria fuori casa della Ribera 1954, no? Perché ha tenuto a debite distanze anche il Mussomeli. Ciccio? Sì, è sicuramente una vittoria esterna importante che ha fatto guadagnare altri 2 punti di distacco alla capolista. Allora, diciamo che in questo girone, secondo me, la lotta più interessante è quella per guadagnare le 2 posizioni play-off. Perché il primo posto e il secondo sono abbastanza definiti. Direi anche che la Libertas 2010 ha messo una seria ipoteca per disputare il playoff, ma lo Sciacca si deve guardare attentamente dalle inseguitrici, dove vedo un Aragona in netta ripresa, anche oggi ha vinto nettamente 5-2 sul Comiso. Per cui sicuramente queste squadre daranno battaglia fino alla fine per guadagnarsi le posizioni che contano. In coda invece attualmente sarebbero Accademia Empedoclina e Atletico Gela a disputare l'unica partita dei play-out, in quanto Real Biscari e Aquila San Michelese retrocederebbero direttamente. Ok, allora Cosimo, Ribera 1954, diciamo una società blasonata, si trova a fare questo campionato di promozione assolutamente in maniera, non dico inaspettata perché ha rinunciato a fare il campionato d'eccellenza, è ripartita dal campionato di promozione, ma ormai da sempre, da quando è iniziato questo girone, da quando è iniziato questo campionato, è stata al primo posto. Però vedendo anche la classifica si vede subito che il Ribera è, secondo me, l'unica squadra che ha fatto un campionato a sé. A sé. A sé, perché dal terzo posto in poi fino a scendere c'è tutti 25, 6, 7 punti di distacco, cioè ancora il campionato è aperto. A parte il Ribera che ormai secondo me... Però mi sorprende il fatto che il Ribera, no? Cioè, ha rinunciato a fare il campionato di eccellenza perché l'anno scorso era retrocessa dall'interregionale. Il fatto che poi si sia insomma, iscritta al campionato di promozione un po' mi sorprende, voglio dire, o rinunci definitivamente, che senso ha comunque avere fatto un campionato di promozione da vertice anziché fare un campionato di eccellenza dove comunque avrebbe potuto dire benissimo anche la sua. Anche perché secondo me il fatto è quest'estate dovevano andare da Cireale, non si sapeva È ancora, vero. l'incertezza, scrivere la squadra all'ultimo momento, facciamo il campionato di eccellenza interregionale. C'è tanta confusione, anzi fortunatamente hanno iscritto la squadra in promozione, stanno facendo un torneo che alla fine non è che è terza categoria ma sempre in promozione, ora sono al primo posto quindi... sperando che possano riorganizzarsi. Esagero, secondo me con questo organico potevano ambire anche ai playoff in eccellenza. Sì, anche io. Secondo me è stata assurda questa scelta. Infatti, però così mi ha detto bene, il fatto che insomma fino all'ultimo non si sapeva. Sì, i campionati si devono giocare, non è facile. Certo, per carità. Uno può dire ci sai, con questo organico io vinco le partite. La salvezza possiamo dirlo, dai. Quello è un altro discorso, allora a salvarsi è quasi semplice, a vincere è difficilissimo. E se lo dice Cosimo che insomma di campionati ne ha vinti. Capire che purtroppo la San Pio X ha un organico che secondo me potrebbe fare, eppure sta con gli soffrendo. occhi chiusi, però adattarsi a queste categorie non è facile. È vero, non è è facile. vero.
Bene, abbiamo chiuso anche la parentesi del campionato di promozione, congediamo Ciccio Rametta, con lui insomma avremo modo di raccontare questo campionato di promozione con i 4 gironi anche la prossima settimana. Grazie Ciccio. Grazie a te e buona serata a tutti. E se non sbaglio dobbiamo giustamente dare parola e video alla nostra Federica, perché è arrivato il momento di aggiungere un altro spazio pubblicitario all'interno della nostra trasmissione. Sì Ettore, un altro brevissimo stacco pubblicitario. And we're gonna let it burn, burn, burn.